Giardini della Rotonda, siamo in Piazza Mazzini, uno dei parchi storici di Padova, uno dei parchi più belli di Padova, centenario, che ha bisogno di una riqualificazione del verde e di tutte le sue caratteristiche. Si parte perché il progetto di circa 300.000 euro a cui abbiamo lavorato nell'ultimo anno è anche già largamente finanziato, 250.000 euro dalla Fondazione Cariparo, che ovviamente ringraziamo. E di che cosa si tratta? Si tratta di ritrovare e ricostruire tutto il verde storico con le sue caratteristiche. Saranno circa 50 le nuove specie tra alberi, arbusti e erbe perenni che sono state studiate e scelte a partire dalle caratteristiche storiche del parco, e nuove aiuole che accompagnano il camminamento, anche interventi su tutte le vasche che verranno rialzate, un lavoro sul deflusso delle acque per andare a risolvere i problemi attuali, e un chiosco iniziale in stile Liberty, anche questo ovviamente che segue il disegno storico del parco. Un lavoro che deriva dal confronto di questi anni con i cittadini, con i comitati, con il gruppo Giardino Storico dell'Università di Padova e con tutti i soggetti che con grande passione seguono il verde padovano, e con la consulta di quartiere, che potrà quindi dare una fruizione diversa, molto più ampia, molto più larga di questo giardino, e ritrovarlo bellissimo.